Luca, noi continuiamo con la politica. I socialisti puntano a tornare ad essere una forza centrale nel paese, a Teatro Goldoni di Venezia, all'assemblea costituente del partito. Un partito che ha come linee guida i diritti sociali e la laicità dello Stato. Al Teatro Goldoni a Venezia la costituente dei socialisti, presente anche il viceministro agli esteri Ugo Intini. Bisogna conciliare, perché non sono in contraddizione, la flessibilità, perché i lavoratori devono competere, cambiare lavoro, cambiare azienda, e la sicurezza, perché nel frattempo non devono rimanere per strada, e laicità, perché non esiste partito socialista europeo, non esiste partito della sinistra europea che non abbia innanzitutto una concezione laica dello Stato. Ma il pericolo, dice Franco Grillini, arriva anche dalle spinte contro i diversi, spinte molto presenti anche in Veneto. Io penso che la forte presenza di un partito socialista dei diritti e delle libertà potrebbe avere quel consenso di quelle aree laiche e liberali e socialiste che in questo momento non hanno rappresentanza politica. I punti programmatici della Costituente socialista li riassume Pierantonio Belcaro. Uno sviluppo sostenibile ed è quella di una giustizia sociale ed è quella di una pari opportunità fra i sessi ed è quella della laicità. Da Venezia la speranza dei socialisti di tornare ad essere una forza centrale nel panorama politico veneto ed italiano.